Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7:31, è mercoledì 18 settembre, un giorno ineguagliabile e ineguagliato nella storia dell'umanità. Radiolibertà.net, il fantasmagorico sito che fa girare un sacco di cose, e la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto della giornata. Naturalmente sono due cose imprescindibili. E adesso andiamo subito a vedere l'agenzia ANSA. In apertura la Commissione europea, 6 vicepresidenti, tra i quali Fitto, che gestirà i fondi del PNRR con Dombrovskis, che è difficile da pronunciare, ma ci controllerà tutti i conti pubblici, le nostre saccocce, i nostri soldi. Onorato per l'incarico, si dice Fitto, poi vedremo il resto. E poi c'è uno spettacolare attacco compiuto da Israele contro Hezbollah. Esplodono migliaia di cercapersone in Siria e Libano, 18 morti, 4.000 feriti. Un attacco incredibile, roba da copiare al volo per tenere sotto controllo le nostre sempre più insicure città. Poco dopo le 3 del pomeriggio, uno spettacolare attacco simultaneo, scrive l'agenzia ANSA, ha fatto esplodere migliaia di cercapersone. Pensate un po' cosa potrebbe accadere nelle nostre città con tutti i personaggi in cerca d'autore che le popolano, a fargli esplodere i cellulari. Migliaia di cercapersone in dotazione ai miliziani di Hezbollah a Beirut sono stati fatti esplodere e in diverse altre regioni del Libano e a Damasco. I video pubblicati sui social mostrano uomini che stanno facendo tranquillamente la spesa al mercato quando all'improvviso saltano in aria, ricoperti di sangue. Si aprono scenari fantastici per la sicurezza nelle città. Se si applicasse questo metodo, i dispositivi di ultima generazione in dotazione ai miliziani sciiti filo-iraniani solo da poco tempo sono scoppiati tutti insieme, provocando caos, terrore, almeno 4.000 feriti, di cui 200 gravi. 7 morti accertati nella capitale siriana, 11 in Libano. Telecamere dappertutto, su tutte le città. E quando c'è la situazione critica, schiacci il tasto e fai scoppiare il cellulare del personaggio. Fantastico, io lo approverei al volo, un programma di sicurezza di questo tipo, tra cui una bambina di 9 anni, figlia di un membro di Hezbollah, il partito di Allah, o Dio che dir si voglia, che si trovava in casa nel villaggio di Zarain quando la deflagrazione l'ha colpita. Tra le vittime anche il figlio di un deputato del gruppo di Hassan Nasrallah, oltre a leader e altri comandanti del gruppo islamista. Ferito anche l'ambasciatore iraniano in Libano, Amani. Una fonte di Hezbollah ha dichiarato che Nasrallah non è rimasto ferito, il capoccia di Hezbollah, inducendo a pensare che anche lui avesse il cercapersone hackerato dagli israeliani. Che Zeus, Dio e tutti quanti li abbiano in gloria. Decine di ospedali libanesi sono andati in crisi per l'arrivo di centinaia di persone. Il subbuglio, anche Yahweh naturalmente, il subbuglio e la mancanza di sangue per i feriti, mentre l'operazione era appena stata messa a segno, attribuita a Israele dal mondo intero, l'aeronautica dello Stato ebraico, aggiunge l'agenzia ANSA, ha lanciato raid micidiali contro strutture terroristiche nell'area di Ait al-Shahab e Al-Qiyam nel sud del Libano e in profondità nel paese a 100 chilometri dal confine. Secondo gli esperti, prosegue l'agenzia ANSA, chiunque abbia pianificato e messo a punto l'attacco l'ha preparato a monte, introducendo mini cariche esplosive all'interno dei cercapersone. Si sospetta quindi dell'Egitto perché ha fornito questi cercapersone a Hezbollah, sviluppando al contempo la capacità di far scoppiare simultaneamente i dispositivi con un unico comando. Il portavoce del governo libanese ha affermato che il governo ritiene responsabile Israele dell'attacco coordinato e lo considera una violazione della sovranità del paese. Il consigliere del leader di Hezbollah Nasrallah Hossein Khalil ha dichiarato che ora il nemico dovrà aspettarsi tutto dal Libano dopo i crimini che ha commesso, così l'agenzia ANSA. Ma sempre dall'agenzia ANSA c'è il Milan che ha perso 3-1 a San Siro con Liverpool. Dopodiché arriva la seconda superluna dell'anno con eclissi parziale che dovrebbe essere iniziata già stanotte. Il Consiglio dei Ministri approva il testo unico sulla riscossione. Il vice ministro Leo ha detto alle cose fiscali, dice avanti, semplificazione. E poi cosa c'è ancora da segnalare in prima pagina, in home page, anzi sull'ANSA? Trump che modestamente ha detto Dio mi vuole presidente. Beato lui, anzi beati tutti e due, e attacca ancora i democratici, tornando a fare comizi e lanciando una piattaforma per le criptovalute, che pare che sia anche un affare di famiglia. Conflitto di interessi? Giammai, soltanto interessi puri e semplici.
E infine la cronaca, via da scuola, troppi stranieri, siamo a Fondi, classi ghetto, i genitori chiedono il nulla osta, in 2 aule ci sono soltanto extracomunitari. E per le storie italiane invece l'invenzione di alcuni studenti a Foligno, Umbria, una cover che carica il cellulare con energia solare, una cover, una copertina per i cellulari realizzata in nylon riciclato con pannello solare integrato che ricarica il telefono sfruttando esclusivamente energia prodotta dal sole. È stata inventata da ragazze e ragazzi di un istituto tecnico di Foligno. Per la politica il centrodestra chiede che per la RAI si applichino per nominare i vertici RAI le norme vigenti senza indugi. E poi Grillo a Conte: farò valutare le tue minacce agli organi del Movimento 5 Stelle. Una lettera pubblicata su Il Foglio. Con questo lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a dare un'occhiata a un articolo in realtà tratto da Dagospia, ma che riprende l'agenzia ANSA stessa e si occupa del premier britannico che è appena stato in Italia, ha incontrato Meloni, l'ha elogiata per i migranti, per il trattenimento dei migranti in Albania e tante altre belle cose, mentre si allarga lo scandalo dei regali che il premier britannico Keir Starmer, laburista, compagno, ha ricevuto da Wahed Ali, membro della Camera dei Lord e generoso finanziatore del Partito Laburista. Il primo ministro britannico e sua moglie hanno ricevuto doni per 90.000 euro tra vestiti griffati per la First Lady, biglietti per concerti e partite di calcio e tennis. E meno male, scrive Dagospia, che riprende l'ANSA, che quando era all'opposizione Starmer puntava il dito contro il malcostume dei Tories, dei conservatori. Imbarazzo per il premier laburista britannico, scrive l'agenzia ANSA, al centro dello scandalo dei regali ricevuti da lui e dalla moglie, Victoria, da parte di Wahed Ali, membro della Camera dei Lord, nonché generoso finanziatore del partito laburista, che ha sollevato accuse nel Regno Unito sul rispetto delle regole relative alla dichiarazione nell'apposito registro degli interessi dei parlamentari di Westminster. Nel frattempo il berlusconismo ingonnella, scrive ancora l'agenzia ANSA riprendendo un articolo che abbiamo segnalato ieri su Repubblica, vale a dire l'incontro di Marina Berlusconi, la Berlusconi ingonnella, con Mario Draghi. Tutto fa parte di una strategia della figlia di Silvio per riaccreditarsi in Italia e in Europa, per rilanciare Forza Italia e Mediaset e marcare distanza dai toni della Meloni. Durante il faccia a faccia con Mario Pio, ovvero Draghi, la cavaliera Marina Berlusconi gli avrebbe illustrato le attività transnazionali di Fininvest. Mediaset è a capo di uno dei principali network sovranazionali, Media for Europe, MFE. Il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche, il sì allo ius scholae, l'apertura sui diritti civili, prove di salotto per un governo PD Forza Italia che rimandi a casa i destronzi del Colle Oppio e ovviamente Salvini e la Lega. Ma lasciamo queste fantasie, diciamo così, complottarde, forse, e andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Avvenire apre con questo spettacolare attacco telecomandato in Libano, fatti esplodere simultaneamente i cercapersone, i pager dei militanti di Hezbollah. 16 morti, migliaia di feriti. Il Libano accusa Israele che non smentisce e minaccia vendetta, possibile escalation del conflitto, scrive il quotidiano cattolico con Nello Scavo da Gerusalemme. Fitto vicepresidente esecutivo nell'Unione Europea, Meloni chiede supporto e unità anche al Partito Democratico, prende il via la nuova commissione von der Leyen, scrive Avvenire. Poi la manovra, il piano di bilancio del governo, il Consiglio dei Ministri, il primo passaggio del piano strutturale di bilancio, PSB, se vi capita di leggere la sigla, significa piano strutturale di bilancio, cioè le nostre tasche, privo però dei dati 2024 che saranno inseriti dopo l'ultima rilevazione Istat. Confermata la volontà di seguire la traiettoria di controllo della spesa e del debito indicata dall'Europa. Questo significa austerità? Vedremo. Da Avvenire al Corriere della Sera, cioè è ovvio che significhi austerità perché significa così da 30 anni, in ogni caso scoppiano migliaia di cercapersone, strage di miliziani di Hezbollah in Libano e Siria, è l'argomento in taglio alto, nasce l'Ursula bis, Fitto è il vicepresidente, Meloni commenta l'Italia ora torna protagonista. Come vedremo ci si divide in due. I giornali di sinistra dicono che è una nomina che non conta niente, i giornali di destra ottimo, massimo, Meloni fantastica. Al neocommissario la delega a coesione e riforme gestirà i fondi del PNRR.
come in Italia faceva già. Draghi dice che il debito comune, emettere titoli di debito europeo comune è necessarissimo all'Unione Europea. Ne parleremo con Carlo Cambi, sempre in attesa che Matteo Salvini dica ok, vengo a Radio Libertà e sento gli ascoltatori e le ascoltatrici cosa mi dicono dopo l'attacco e i 6 anni chiesti di galera per lui. Lo aspettiamo trepidanti qui in diretta su Radio Libertà e durante la rassegna stampa. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera Federico Fubini ci spiega chi conta a Bruxelles, Massimo Franco qual è la scelta vincente. Emanuele Buzzi e Marco Imarisio si occupano di Beppe Grillo che c'è la sua morte ormai con Giuseppe Conte, valutino i saggi, le minacce che ho ricevuto, dice Beppe Grillo. Il giallo di Matacena per la procura di Reggio Calabria, l'ex parlamentare di Forza Italia e armatore sullo stretto di Messina Amedeo Matacena, scappato e morto a Dubai per infarto, potrebbe essere stato ucciso. Lo stesso potrebbe essere avvenuto per la madre, morta anche lei a Dubai 3 mesi prima del figlio. I pubblici ministeri sospettano della signora Matacena, Maria Pia Tropepi, l'ipotesi di omicidio. Con ciò lasciamo la prima pagina anche del Corriere della Sera, ma c'è una novità, poi lo vedremo meglio, nell'ambito dei 3 articoli che vorticheranno sul sito di Radio Libertà, un'intervista al ministro Schillaci. Siamo ormai conciati così, difenderemo i medici come allo stadio, arresto in flagranza differita, filtri agli ingressi, telecamere nelle corsie di ospedali e pronto soccorso, uniti per arginare la violenza negli ospedali che non diminuisce. Dal Corriere della Sera al Fatto Quotidiano, apertura su Fitto che deve 400.000 euro alla regione Puglia. Il commissario europeo è stato un po' assolto e un po' prescritto. Soldi dall'imprenditore Angelucci, l'editore della destra, ha un processo civile, è deputato della Lega, ha un processo civile dal 2016 per i danni allo Stato. I giudici di Cassazione hanno detto che Fitto fece carte false per privatizzare le residenze sanitarie per anziani, uno dei business dell'Angelucci medesimo. Puglia danneggiata, scrive Antonio Massari, l'ex ministro deve risarcire oltre 400.000 euro. Ora che Raffaele Fitto lascia la poltrona del ministro, va in Europa, vicepresidente della Commissione, il suo curriculum si arricchisce. Ma bisogna ricordare alcuni passaggi del suo cursus honorum, finiti nel dimenticatoio. Riguardano pendenze civili per risarcimento danni alla Regione Puglia, tuttora in corso, legate a indagini che lo videro indagato da presidente nel 2006. La giustizia è sempre rapida. 2006, poi a processo, infine assolto per alcuni reati, prescritto per altri. Nel suo curriculum manca una scelta fondamentale per chi si ritiene innocente: non ha rinunciato alla prescrizione. Va precisato che i processi civili, se i reati e i fatti contestati non fossero stati ritenuti sussistenti, non avrebbero mai potuto aver luogo. Correva l'anno 2006, 3 pubblici ministeri della Procura di Bari chiesero il rinvio a giudizio di Fitto. L'accusa: associazione a delinquere, corruzione, finanziamento illecito della sua lista elettorale, peculato, abuso d'ufficio, falso ideologico. Ciumbia. L'accusa di reato associativo per lui cadde già in udienza preliminare. Le altre accuse hanno retto fino in Cassazione. Prescritto l'abuso d'ufficio, prescritto il finanziamento illecito, prescritto il falso ideologico. Unica assoluzione, la corruzione. Per il do ut des, secondo l'accusa, tra i 500.000 euro di Angelucci e la gara da 198 milioni che Angelucci vinse per la gestione di alcune residenze sociosanitarie per anziani in Puglia. Il falso ideologico riguardava questo aspetto. Le RSA dovevano essere gestite da personale interno della regione. Fitto, con delibera, mise l'istituzione nelle condizioni di dover ricorrere a un terzo, con bando di gara che fu poi vinto da Angelucci. Riguardo a questo reato la Cassazione ha usato parole dure parlando di consumazione di falsità, eccetera, eccetera, però è stato assolto. Quindi per il falso nell'affare delle RSA, caro ad Angelucci, deve rifondere la regione. E ci sono altri 2 procedimenti in corso. Sembra un po' loffia l'accusa del Fatto Quotidiano, ma insomma, il Fatto Quotidiano è il Fatto Quotidiano, è primo, secondo, terzo grado, Cassazione e anche revisione. Il governo approva il piano di bilancio che ci riporta all'austerità, scrive ancora il Fatto sopra la testata,
taglia la spesa di 12-13 miliardi ogni anno, tanto paghiamo noi, fino al 2031. Giorgetti è perfino più rigorista di Bruxelles, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Israele uccide gli Hezbollah con i cercapersone bomba. E poi ancora effetto Nordio, primi 4 arresti col preavviso, le manette telefonate, poi scopriremo perché, prima di arrestarli bisogna avvisare i criminali. Fiera dei missili, Crosetto annuncia altri 10 missili SAMP-T e poi Lotito, il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, vuole comprare il Foglio per rendere edotto il popolo. Ma c'è un'intervista, questa qui la vediamo sempre nell'ambito dei 3 articoli che vorticheranno sul sito di Radio Libertà, a Sara Wagenknecht, la nuova protagonista a sinistra della politica tedesca. Siamo la sinistra del no alla guerra e dei nuovi poveri. L'intervista di Salvatore Cannavò la vediamo poi in dettaglio. Lasciamo con ciò il Fatto, andiamo a vedere la prima pagina del Giornale. Apertura sulla nuova Europa, l'Italia c'è. Fitto vicepresidente esecutivo con deleghe sul PNRR. Meloni dice ha un ruolo molto importante, ma l'opposizione minimizza il successo. Secondo il direttore del giornale Alessandro Sallusti, una vittoria straordinaria, strategica, un colpo da maestra di Giorgia Meloni, che sta dimostrando di saper governare un paese grande e complicato come l'Italia. Un progetto straordinario, una vittoria stratosferica, strategica, quella di Giorgia Meloni. In prima pagina poi il profilo del pubblico ministero Fabio De Pasquale. I colleghi di Brescia, giudici come lui, anzi magistrati, hanno chiesto per lui 8 mesi di galera, chiesti 8 mesi per De Pasquale, omesse, cioè non considerate le prove al processo caso Eni Nigeria, una storiaccia antica che riciccia anche oggi. Per il pubblico ministero De Pasquale chiesti 8 mesi di carcere. Esplosi i cercapersone di Hezbollah, almeno 11 morti, migliaia di feriti. E poi ancora Calenda in crisi, a chi può interessare, via Gelmini, via Carfagna da Azione, che qualcuno ha ribattezzato Disgreg Azione. Tutto ma non il campo largo. Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna mollano Calenda. Addio al partito Azione. Con questo lasciamo la prima pagina del giornale. Per la verità c'è anche una roba interessante, la chimica fantascientifica delle supermolecole. A pagina 17 c'è l'articolo di dettaglio, architetti della materia, chimica fantascientifica, supermolecole. Dalla medicina all'ambiente, queste supermolecole possono rilasciare farmaci e distruggere le cellule malate o catturare l'anidride carbonica nell'aria lasciando passare ossigeno. Poi lo vediamo meglio, è l'analisi su Scienza e Tecnica del giornale di oggi, molto interessante. Il giornale lo lasciamo, andiamo al Tempo di Roma. Il consueto giochetto di parole in apertura, PD trafitto, l'Italia ottiene la vicepresidenza dell'Unione Europea, con i no di Meloni è più forte di prima, avendo detto no a Ursula von der Leyen, Meloni è più forte, Schlein rosica perché sarà costretta a votare, così il campo largo va in pezzi, scrive Il Tempo. E poi il caso degli spioni, dossier, Vaticano e Cantone ora indagano insieme, Cantone, Procura di Perugia, indaga con la Procura del Vaticano, cioè guidata sostanzialmente da quel Pignatone che a sua volta è sotto indagine dalla Procura di Caltanissetta perché da procuratore di Palermo non indagò sul dossier mafia appalti caro a Falcone e Borsellino. Insomma, il più pulito ha la rogna, detto con rispetto naturalmente, era una frase che piaceva a Francesco Cossiga, la usava spesso. Noi la usiamo così con molto rispetto per le istituzioni e anche per chi temporaneamente vi ricopre cariche. Comunque, detto questo, Grillo insulta Conte, è un autocrate ipocrita. Il movimento non è più 5 Stelle ma 5 PEC. Questo qui mi manda le PEC, le raccomandate, dice Beppe Grillo. È un avvocaticchio, l'avvocaticchio Apulo. La lettera di fuoco di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. Il garante accusa l'attuale leader di aver distrutto il movimento e ironizza pubblicando un nuovo simbolo, non con le 5 Stelle ma con le 5 PEC. Posta elettronica certificata, le raccomandate che l'avvocaticchio del popolo gli ha mandato a lui, a Beppe Grillo, e prepara l'arringa da tenere nella prossima assemblea. Parla Francesco Lollobrigida, con la boccia non mi sono mai conosciuto, la mia verità, ora basta gossip, pensiamo al G7 dell'agricoltura, dice l'ex cognato, e poi giù il sipario sull'era dei gufi.
sempre dal Tempo di Roma. L'Italia è meglio del 2008, per la verità è meglio dell'epoca di Garibaldi, lo aveva detto la stessa Premier, ce lo dicono gli investitori. La sinistra insulta, la stronza paga, cioè Giorgia Meloni, che sgancia 3 miliardi e mezzo di euro al presidente della campagna De Luca, tanto paghiamo sempre noi, l'assessore a 3.500 euro al mese, tanto paghiamo sempre noi, che occupa la casa come Salis, e i movimenti prendono una scuola a Rebibbia. Questa cosa è su cronaca romana. Piccoli Salis crescono, torna l'incubo delle occupazioni, siamo a Roma appunto, i movimenti per la casa entrano in una scuola in attesa di restauro. Spaventa l'introduzione di reato e carcere voluta dal governo Meloni. Scontro Matone Blasi, assessore a 3.500 euro, abusivo in un alloggio. Viva l'Italia, tanto paghiamo noi, giusto appunto. Questa è l'unica costante, certa e indubitabile. Repubblica. A tutta pagina vince Ursula, Italia più debole. Poi l'affondo di Draghi, chi si oppone al debito comune nega gli obiettivi dell'Europa. La fuga d'azione l'abbiamo già vista, il ritorno di Gianni Letta che ha incontrato Mario Draghi insieme a Marina Berlusconi. Letta sta tessendo una tela che irrita Giorgia Meloni, scrive Repubblica in prima pagina. E poi Brescia, caso Eni Nigeria. Brescia è il tribunale che indaga sui magistrati di Milano. Pubblici ministeri, De Pasquale in primis, da condannare. Occultarono, nascosero prove a favore delle difese, cioè agirono con dolo, secondo i magistrati di Brescia. Lasciamo Concio Repubblica, andiamo alla consorella torinese. La Stampa, comanda Ursula, premiato Fitto, dice Meloni, l'Italia torna a contare. Colloquio del Quotidiano di Torino con Elly Schlein. Ma la commissione è troppo conservatrice, e vai a dircelo alla baronessa allora. Mentre ho riportato a scuola i ragazzi difficili di Palermo, racconta Antonella Di Bartolo, i social violenti, svolta su Instagram, arrivano i filtri per gli under 18, capirai. E ancora dalla prima pagina della Stampa, processo Open Arms, una vittoria della democrazia, secondo l'esimia giurista alla quale piacevano i brigatisti, Donatella Stasio, alla quale piacevano, alla quale, diciamo, sì, non dispiacevano, insomma, i brigatisti rossi. Da Grillo a Conte, fine della rivoluzione 5 Stelle, chi l'aveva vista mai, commenta Massimiliano Panarari. Poi Elena Cattaneo, senatrice a vita, docente all'Università di Milano, in aula per Regeni, chiedo verità e giustizia. Domani a Roma il processo per l'omicidio di Giulio Regeni riprende, un processo eccezionale. Io vado in aula, dice la senatrice a vita, per chiedere verità e giustizia. Ancora dalla Stampa di Torino, cosa c'è da segnalare? A Cuneo, torture in carcere perché siete solo pakistani. Ho chiesto di essere trasferito in un'altra cella, mi hanno fatto spogliare, mi hanno colpito con un oggetto di metallo. Carcere di Cuneo, parla Zaccaria, uno dei 10 detenuti puniti per aver osato chiedere qualcosa. Lo chiamano invece il re del rally, una leggenda, ma ora il pilota italiano, 2 volte campione del mondo, Max Rendina, si trova a doversi districare tra guai giudiziari a giudizio per usura. Lasciamo anche la Stampa, andiamo a vedere La Verità di Maurizio Belpietro. L'Italia vince in Europa, la sinistra la boicotta. Altro che Meloni isolata, Fitto è vicepresidente con tutti i crismi, i galloni e i sacramenti in Unione Europea. Deleghe importanti per il nostro ministro, coesione, riforme, supervisione al PNRR. Ma all'Europarlamento il Movimento 5 Stelle voterà contro e il PD, che ha tramato con socialisti e verdi per impedire la nomina, medita sgambetti. I film aspiranti agli Oscar incassano spiccioli ma costano milioni pubblici, con la foto dell'attrice romana sempiterna, della quale adesso non mi ricordo il nome, ma è famosissima, la bionda Margherita Bui, eccola questa qua, che ha fatto tutti i film che contano in Italia da 56 anni a questa parte. E ancora dalla prima pagina della Verità, Conte si imbuca nella commissione Covid che oggi fa la prima riunione, giudicherà se stesso Giuseppi sul Covid, sulla Covid. Francesco Borgonovo, i democratici sognano Salvini in cella, ma sui migranti non hanno idee. Dentro tutti? Punto di domanda. Dentro tutti non in carcere, ma in Italia. E intanto esplodono insieme i cercapersone di Hezbollah, 15 morti, 3.000 feriti. Ancora dalla prima pagina della Verità di stamani,
Marcello Veneziani, cittadini in fuga da Roma per il Giubileo, retromarcia, il Giubileo è il colpo di grazia di questa città, scrive Marcello Veneziani in prima pagina. Giubileo horror del sindaco Gualtieri che fa scattare la retromarcia da Roma. Cattiva politica, sottolinea Veneziani, cantieri infiniti, mezzi pubblici collassati, delinquenza dilagante e la prospettiva dell'invasione di turisti. Ormai i romani si sentono sotto assedio nella propria città e il desiderio trasversale è di darsela a gambe. Fora di bal, come si dice a Roma. Sempre dalla Verità, in prima pagina, se tentano di uccidere Trump è colpa di Trump, scrive Stefano Graziosi. Urso, il ministro del Made in Italy, punisce la melina di Stellantis, via i soldi per la Gigafactory a Termoli, le auto elettriche non si vendono. Stellantis con Mercedes e Total per la prima volta ammette che la fabbrica di batterie a Termoli potrebbe non farsi mai e allora il ministro Urso toglie i 250 milioni del PNRR. Risorse solo se il progetto parte e te voglio ben vedere. Cioè, ci mancherebbe pure che diamo risorse per non far niente, cioè per mettersele solo in tasca, lor signori. Tanto sono soldi nostri, che gli frega a loro? Apparizioni di Meggiugorje e nulla osta Vaticano, titola ancora La Verità in prima pagina. Domani dovrebbe arrivare il massimo riconoscimento possibile con i nuovi criteri. E infine a Vicenza incontri su gender e Bibbia queer con i fondi dell'8 per 1000. E lasciamo con ciò La Verità per andare a dare un'occhiata anche a Libero. Il quotidiano diretto da Mario Secchi apre con gli euro rosiconi. Batosta pure a Bruxelles. Crolla la teoria di Meloni isolata in Europa. Nonostante i sabotaggi del PD, l'Italia ottiene deleghe pesantissime per Fitto nella Commissione dell'Unione Europea. Ira della sinistra, passo indietro, le profezie sballate dei gufi rossi e tutto il resto. Cari compagni, esorta, consiglia Mario Secchi, è l'ora di prendervi un bel Valium, perché la Meloni ha fatto l'ennesimo capolavoro. Dai tempi di Garibaldi in avanti non si vedevano robe così. Sempre dalla prima pagina di Libero, grande fuga da Calenda, e vabbè, questa sarà una notizia. Daniele Capezzone, dove saremmo con i giallorossi oggi al potere? Rissa 5 Stelle e dintorni. Saviano perde ascoltatori, il suo programma fa flop, sottolinea Francesco Specchia, e la boccia perde follower. È iniziata la ridiscesa della signora pompeiana verso l'oblio. L'indecisione di Stellantis fa saltare i fondi statali, i soldi nostri per la Gigafactory, per le batterie dell'auto elettrica che non si fa. Andrea Valle commenta lo scontro con Open Arms di Salvini che denuncia le organizzazioni non governative che lo vogliono in galera. Matteo Salvini passa al contrattacco. Sono pronto, ha detto il leader leghista, a denunciare l'ONG Open Arms e altre organizzazioni non governative per quello che hanno detto, che hanno fatto e che stanno facendo. Ma noi lo aspettiamo qua a momenti, a minuti, Matteo Salvini in diretta su Radio Libertà. Intanto lasciamo la prima pagina anche di Libero e andiamo a vederci Italia Oggi. Più tardi sulla nomina di Fitto sentiremo in audio-video il diritto rovescio, la rubrica che ci regala ogni giorno e lo ringraziamo sentitamente il direttore Pierluigi Magnaschi. Concordato senza sconti è il titolo d'apertura, concordato preventivo biennale, anche i micro debiti vanno considerati ai fini del blocco dei 5.000 euro. Per arrivare alla soglia dei 5.000 euro si procederà al calcolo anche dei singoli debiti di importo inferiore alla soglia, esclusi quelli oggetto di sospensione o rateazione. La fedina debitoria del contribuente dovrà essere verificata alla data del 31 dicembre 23. Lo prevede la circolare Agenzia delle Entrate diffusa ieri. Pagina 35 per i dettagli. Il patteggiamento è stato utile per Toti, ma sarebbe un boomerang nel caso di Salvini, perché vorrebbe dire sconfessare tutta la propria politica in tema di immigrazione, scrive Italia Oggi. E dal Domani invece vi segnalo un articolo interessante sulla nuova miniera d'oro. Berlusconi ci aveva visto lungo, no? Quando coltivava gli animali, si faceva vedere con Dudù e i cagnolini vari, perché agli italiani ci piace le bestie. Boom delle cliniche veterinarie, le multinazionali fiutano l'affare. Corrado Passera è diventato, ve lo ricordate, il banchiere che è stato anche ministro con Mario Monti, eccetera. C'ha una serie di cliniche veterinarie in giro per l'Italia, se non sbaglio Kazampa o cosa del genere. In ogni caso, molti hanno fiutato l'affare, e comprese le banche, le assicurazioni, le multinazionali.
boom di cliniche veterinarie per la crescente presenza di animali da compagnia tra gli italiani, il che ha fatto esplodere il business delle cure specialistiche. Una volta ai cani gli si dava gli avanzi, adesso invece è tutta una roba complicata, si ammalano per cui devi andare alla clinica veterinaria. Corporation e fondi di investimento vanno all'attacco, tutto è business, investono per inglobare piccole realtà di un settore florido. 65 milioni si stima di animali nelle case degli italiani e non sono i cittadini italiani, sono proprio bestie, diciamo così, secondi nell'Unione Europea. È un'espansione silenziosa sul territorio italiano e replica una tendenza consolidata da tempo in altri paesi, scrive Pippo Russo su Domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, a pagina 7. La questione tocca le cliniche veterinarie di piccole e medie dimensioni che una dopo l'altra vengono inglobate da colossi del settore. È una trasformazione che riguarda non solo la professione del medico veterinario, ma soprattutto il mutamento culturale che stiamo attraversando, quello fra società umane e mondo animale. Per averne un'idea basti guardarsi intorno e cogliere la traiettoria che stiamo percorrendo. La condizione è quella della società post-riproduttiva, allegramente lanciata verso l'anchilosi demografica. Insomma, praticamente non facciamo più figli, come ha detto già tante volte il Papa, al loro posto ci mettiamo lì una bestiolina, un animale, un gatto, un cane. Questa idea rimane su un piano superficiale, dato che l'aspetto più cinico della questione è il business. Lo hanno capito bene le grandi corporation. Pausa. Anche finanza e banche entrano nel business degli animali, quindi delle cliniche veterinarie. Il capitale finanziario, le grandi corporation, stanno rastrellando le cliniche e scommettono capitali sulla sanità animale, una frontiera di crescita dei profitti che in questi anni conosce indici elevati e costanti. Fantastico. I dati elaborati da The Business Research Company prevedono che per il 2024 verrà sfondato il tetto dei 200 miliardi di dollari nel mondo. L'edizione 2023 del Veterinary Healthcare Global Market, a cura di Report Linker, parlava di un mercato da 195 miliardi nel mondo in crescita dell'8-9% annuo. Ogni anno il mercato cresce di una percentuale vicina alle due cifre, vicina al 10%. E continua il business in salita. Per quanto riguarda l'Italia, poi i nomi ecco sì, ci sono i nomi appunto delle strutture che anche voi conoscete: Anicura, Bluvet, Kazampa, Dr. Vet, Arca Planet, insomma. In tutte queste robe qua sappiate che dietro c'è il capitale finanziario, le banche, i margnifoni. Tenetevi stretto l'animale, ma evitate di incrementare il business. A proposito di business, c'è da segnalare su Italia Oggi, ma poi ci torniamo sopra con Avvenire, Trump che le combatteva, scrive Niccolò Trabacchi in realtà su Open, ripreso stamani da Italia Oggi. Ora ha cambiato idea sulle criptovalute. Donald Trump ha lanciato una piattaforma, lui, di criptovalute, chiamata World Liberty Financial, con i suoi figli, che sfrutta la tecnologia blockchain. E adesso propaganda alle criptovalute. Conflitto di interessi? No. Scusate, non c'è conflitto di interessi, ci sono solo interessi, punto e basta. Mentre vi segnalo su Italia Oggi due commenti, già che ci siamo, a pagina 2, quello del direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni: l'intelligenza artificiale è già alla sua seconda generazione, viene presentata come capace di ragionare. Tuttavia, l'intelligenza artificiale ha già passato il Rubicone, e quel che ha lasciato intendere il chief executive di OpenAI, Sal Altman, che ha tirato fuori il jolly presentando l'ultima versione di ChatGPT che sarebbe in grado di pensare come un essere umano, un vero cervello elettronico. Sarebbe una svolta importantissima, un progresso eccezionale. Quando questa tecnologia sarà matura, si tratterà di uno strumento potentissimo che potrebbe essere utilizzato per velocizzare la ricerca scientifica o per aumentare il potere militare dell'ultimo dittatorello. Resta il fatto che ChatGPT ultima versione 01 è un gradino sopra il modello precedente, perché sembra in grado di ragionare e apprendere dagli errori. Fraziona i problemi complessi in piccole parti, le affronta una per una con le logiche dell'intelligenza artificiale generativa,
ma tenendo le singole parti concatenate tra di loro e rendendo esplicito il percorso seguito. In tal modo, scrive Longoni, si riproduce la modalità di ragionamento della mente umana, ma con una velocità infinitamente superiore, e si riducono i casi di allucinazioni, cioè di risposte che sembrano verosimili ma sono inventate. ChatGPT-01 è stato presentato al mondo come primo software che pensa come un essere umano. Indubbiamente è un passo avanti significativo nell'intelligenza artificiale. Tuttavia, conclude Longoni, resta da chiederci resta il dubbio che dietro ci sia anche una grande operazione di marketing, magari finalizzata a ricevere finanziamenti miliardari, perché a pensarci bene, la mente umana non si può ridurre a una più o meno sofisticata capacità di calcolo, dimenticando che in fin dei conti il ragionamento è solo una parte delle nostre capacità cognitive che comprendono intuizione, emotività, senso della bellezza, della giustizia, della felicità, della compassione, tutte cose che una macchina, anche se pensante, difficilmente potrà raggiungere, scrive Longoni. Ne siamo certi? Boh. Nel frattempo, dalla pagina dei commenti, il professor Andrea Molle: l'antisemitismo è veicolato dall'estrema sinistra negli Stati Uniti, i programmi di inclusione escludono soltanto gli ebrei, scrive. Scrive in primo piano su Italia Oggi, pagina 2 dei commenti, il professor Andrea Molle. E adesso andiamo a vedere i 3 articoli che faranno parte del fantasmagorico sito di radiolibertà.net. Il primo è un calcolo sul Corriere della Sera fatto da Alessandra Muglia. 1 milione di morti e feriti. Dove? Nella guerra tra Russia e Ucraina. Il bilancio è molto più alto di quello ammesso da Putin e da Zelensky. I governi di Mosca e Kiev non comunicano dati ufficiali, ma dall'inizio della guerra hanno pagato un costo umano enorme. Il conflitto in Ucraina avrebbe raggiunto il 1 milione di vittime all'incirca, tra morti e feriti su entrambi i fronti. Ragazzi colpiti nel momento produttivo della vita, con conseguenze a lungo termine per paesi alle prese già col calo demografico prima della guerra. L'ultima stima sulle vittime di 2 anni e mezzo di guerra arriva dal Wall Street Journal. Di stima si tratta perché i dati ufficiali sono considerati segreti di Stato. Russia e Ucraina si rifiutano di pubblicare i numeri e quando hanno divulgato cifre sono apparse poco attendibili. Arrivare a calcolare il costo umano di questo conflitto nel cuore dell'Europa non è semplice. Il Wall Street Journal ha avuto accesso a una stima riservata fatta dall'Ucraina a inizio 24. 80.000 soldati morti, 400.000 feriti. Un bilancio ben più alto di quello presentato dal presidente Zelensky, che a febbraio parlava di 31.000, non 80.000 morti, senza rivelare il numero dei feriti, che sarebbero 400.000. Pochi mesi prima, la demografa Ella Libanova, direttrice dell'Accademia delle Scienze Ucraina, sul Corriere aveva fatto una valutazione ancora più alta: 100.000 morti al fronte. Tra i tanti indicatori usati, le SIM dei cellulari. Per evitare di contare come 2 persone chi ha 2 telefonini, abbiamo accesso alla geolocalizzazione, diceva la dottoressa Libanova. Passando al fronte opposto, quello russo, le stime dell'intelligence, citate dal Wall Street Journal, quantificano le perdite russe in 200.000 morti, 400.000 feriti. Questo dato è vicino alle valutazioni ucraine sulle vittime russe, oltre 635.000 tra morti e feriti. Documenti trapelati dal Pentagono e riportati dall'Economist suggeriscono che le perdite russe potrebbero essere maggiori, fino a 728.000 soldati uccisi, feriti o catturati. Scarsamente addestrati per avanzare nell'est dell'Ucraina, da poco più di un mese sono anche impegnati a contrastare l'incursione ucraina in casa loro, nella regione di Kursk. Il progressivo aumento delle vittime da entrambe le parti, scrive ancora Alessandra Muglia sul Corriere della Sera, getta un'ombra sul futuro di paesi che già prima della guerra stavano lottando contro il calo demografico. Insomma, il bilancio dei morti e dei feriti, 1 milione di morti e feriti tra russi e ucraini, è molto più alto di quello ammesso da Putin e Zelensky. Contro la guerra si dichiara Sara Wagenknecht, e questo è il secondo articolo di giornata. Sul Fatto Quotidiano c'è una lunga intervista, pagina 8, pagina 9, di Salvatore Cannavò alla leader appunto del partito di sinistra BSV, che porta il suo nome, Sara Wagenknecht, che ha preso un bel gruzzolo di voti alle ultime elezioni
regionali in due Länder, in Turingia e Sassonia e in Germania. Siamo la sinistra che non vuole la guerra, sintetizza il Fatto. Noi lontanissimi da AfD, non siamo razzisti, siamo alternativi ai conservatori, ma anche alla cultura woke. Signora Wagenknecht inizia l'intervista sul Fatto Salvatore Cannavò. Come spiega il successo del suo partito in così poco tempo dalla nascita? Si vede, risponde Sara Wagenknecht, che il BSW, il suo partito appunto, colma una lacuna nella rappresentanza politica. Molti cittadini in Germania sono scontenti della politica del governo federale, ma non vedono un'alternativa nella CDU che nel passato ha governato a lungo e ha provocato molti problemi. Il BSV rappresenta il ritorno alla politica della distensione, della giustizia sociale. Difendiamo la libertà di opinione e vogliamo praticare una politica ragionevole in tema di migrazione ed economia e impedire la deindustrializzazione del nostro paese. Con queste posizioni incontriamo grande consenso. La sinistra storica ha abbandonato le istanze popolari? Chiede Cannavò. Quali sono le sue proposte per le questioni sociali? Risponde Wagenknecht. La sinistra negli ultimi anni ha secondato un ambiente verde, accademico, allontanandosi dai suoi votanti precedenti. In merito alla questione della pace, il partito della sinistra, di Linke, è spaccato, non offre orientamento. Le prime file appoggiano le forniture di armi all'Ucraina e anche le insensate azioni che hanno gravemente danneggiato il nostro paese, senza tuttavia far cessare la guerra. In tal modo falliscono anche nella politica sociale, poiché il maggior problema sociale degli ultimi anni è stato il rialzo dei prezzi per l'energia e dei beni alimentari. A causa dell'elevata inflazione, i cittadini, con le loro retribuzioni e pensioni, non sono riusciti più ad arrivare a fine mese. Quando poi si è arrivati alle proteste della popolazione, sto pensando alle proteste per la pace, ma anche a quelle degli agricoltori lo scorso inverno, da parte della sinistra ci sono state diffamazioni. Sono state diffamate le proteste come azioni della destra. Qual è, chiede Cannavò, la sua maggior critica alla sinistra storica in Germania e in Europa? Penso, risponde Sara Wagenknecht, che parte della sinistra abbia perso il contatto con quei cittadini che devono combattere duramente per riuscire a sbarcare il lunario e vivere in regioni caratterizzate dalla deindustrializzazione, dall'esodo e dal deterioramento delle infrastrutture. Si aggiunge poi il fatto che i partiti della sinistra, quando facevano parte del governo, spesso hanno fallito nell'intento di migliorare le condizioni di vita della maggioranza più povera della popolazione. La sinistra ha anche sottovalutato il fatto che la maggior parte delle persone ha un gran bisogno di sicurezza e stabilità. Non vogliono una politica dei confini aperti, che a causa del gran numero di immigrati e rifugiati comporti un cambiamento talmente veloce del loro vicinato da non sentirsi più a casa propria. Cosa pensa dell'Unione Europea? Chiede l'intervistatore. Ritiene che la Germania debba ritirarsi dall'Unione Europea o combattere per riforme radicali? Noi, risponde Wagenknecht, non chiediamo l'uscita dall'Unione Europea, ma un nuovo inizio che comprenda sia una riforma radicale di istituzioni e trattati, sia un cambiamento politico. Meno è di più. In base a questo motto, l'Unione Europea dovrebbe concentrarsi sui settori nei quali è necessaria una politica comune. Invece di tartassare cittadini e piccole imprese con burocrazia inutile, abbiamo bisogno di un'Unione Europea che impedisca il dumping fiscale dei grandi gruppi internazionali e limiti i monopoli dei giganti tecnologici. Soprattutto l'Unione Europea, osserva Wagenknecht, deve diventare di nuovo un progetto di pace. In qualità di attore indipendente dovrebbe curare i rapporti pacifici e leali con gli altri stati, invece di farsi trascinare dagli Stati Uniti in nuove guerre e in un nuovo confronto tra blocchi con un enorme riarmo, guerre commerciali e sanzioni strabordanti. Il nostro obiettivo è un'Unione Europea di democrazie sovrane in cui le decisioni vengano prese il più vicino possibile ai cittadini e non da tecnocrati da loro distanti e condizionati dal forte influsso delle società di lobby. Per molti osservatori, chiede ancora Salvatore Cannavò su Il Fatto Quotidiano a Sara Wagenknecht, il voto dato al suo partito BSV è simile a quello all'AfD, Alternative für Deutschland. Molti giornalisti liberali descrivono questo voto come populista e il suo come un partito rosso-bruno. Cosa pensa di queste critiche? Qual è il suo giudizio su AfD?
AfD, risponde Wagenknecht, come BSV, cioè il partito di Sarah Wagenknecht, rifiuta le insensate sanzioni contro la Russia, ma per il resto vedo poche corrispondenze. L'AfD non è un partito della pace, ma vuol gettare negli armamenti addirittura ancora più soldi dell'attuale alleanza semaforo SPD Verdi Liberali. L'AfD non vuole un forte Stato sociale, ma sostiene in gran parte una politica radicale di mercato. Nelle questioni centrali della politica sociale e fiscale, dice ancora Sarah Wagenknecht, AfD è più vicina a FDP, ai liberali, e alla CDU di quanto lo siamo noi. Come definisce il suo partito? Molti cittadini non sanno più che farsene dell'etichetta sinistra e destra, dice Wagenknecht. Con sinistra oggi si associano spesso dibattiti elitari, politica identitaria, paternalismo in questioni alimentari e linguistiche, nonché una politica dei confini aperti, cose con cui noi non abbiamo nulla a che fare. Noi ci impegniamo per gli interessi di tutti quei cittadini che non provengono da famiglie agiate e che si guadagnano la vita lavorando duramente o che devono vivere con magra pensione. Ci impegniamo per la giustizia sociale, per una politica della distensione. Difendiamo la libertà di opinione, vogliamo praticare una politica economica sensata per le nostre piccole e medie imprese. Quali sono i suoi propositi in tema di immigrazione? Ha delle proposte che convergono con AfD? È possibile una specie di alleanza con l'estrema destra? Chiede Cannavò. Risponde Wagenknecht. Anche se AfD affronta come noi i problemi dell'immigrazione incontrollata, a differenza di noi fomenta i risentimenti contro rifugiati e immigrati. La richiesta di AfD di remigrazione, addirittura di immigrati che vivono già da tempo in Germania, è razzista e inaccettabile. Noi invece chiediamo una politica sensata su rifugiati e immigrati in base al modello danese. Abbiamo bisogno di una svolta nella politica migratoria, ridurre il numero delle persone che vengono da noi, perché solo così possiamo garantire che tutti siano integrati. Sulla questione ambiente e libertà civili. Nel suo libro ho letto un approccio critico alla cultura cosiddetta woke, osserva Cannavò. Risponde Wagenknecht. Il nostro partito BSV respinge una politica che col pretesto della protezione del clima fa lievitare i prezzi a scapito dei nuclei familiari che già non se la cavano molto bene. Invece di trasformare la politica ambientale in lifestyle, chiediamo più finanziamenti statali per la ricerca nelle tecnologie ecologiche e massicci investimenti nel trasporto pubblico. Non abbiamo bisogno, dice Wagenknecht, di una woke culture che guardi dall'alto quelli che comprano la loro bistecca nei discount e necessitano di un'automobile per andare a lavoro. Bensì abbiamo bisogno di chiare disposizioni legislative che costringano le imprese a sviluppare e utilizzare tecnologie ecologiche. Inoltre deve finire la corsa agli armamenti che divora svariati miliardi e che servirebbe urgentemente, questi miliardi, per investimenti civili. Potrebbe entrare in un'alleanza con la CDU in Sassonia e Turingia e poi quali tipi di alleanze immagina a livello nazionale? In Turingia, risponde Wagenknecht, la CDU non può fare a meno di BSV se vuol formare un governo di maggioranza senza AfD. Tuttavia, BSV ha ascoltato molte voci di cittadini scontenti, non soltanto della politica del semaforo, l'attuale coalizione, ma anche della CDU, i cristiano-democratici. Noi ci aspettiamo che il futuro governo regionale in Turingia esprima quello che vuole la maggioranza dei cittadini, così come in Sassonia. I sondaggi lo dicono. 2/3 delle persone rifiutano, dice Wagenknecht, lo stazionamento, di missili americani a medio raggio in Germania. Una stragrande maggioranza desidera più diplomazia per far terminare la guerra in Ucraina. Noi entreremo a far parte soltanto di un governo che migliori le condizioni di vita dei cittadini, investa in scuole e infrastrutture funzionanti e nella politica estera trasmetta un segnale per la pace. Queste condizioni valgono anche a livello federale, cioè di Stato centrale. Non riesco a immaginare una coalizione coi Verdi, che con la loro incompetenza in tema di politica energetica ed economica rovinano la nostra industria e con maggiore cocciutaggine di tutti gli altri insistono su una politica basata sullo scontro tra blocchi. L'ultima osservazione, nel Parlamento europeo lei aveva tentato di formare un gruppo anche coi 5 Stelle, è un progetto che intende riprendere? Risponde Wagenknecht, in seguito a tante crisi, tanti problemi irrisolti,
Stiamo assistendo a cambiamenti radicali nel sistema partitico dei paesi europei. Non siamo gli unici a criticare la corsa agli armamenti e lo scontro tra i blocchi e a pronunciarci a favore di una politica pacifica, socialmente giusta in un'Europa indipendente di democrazie sovrane. In tal senso sono fiduciosa che potremo formare un gruppo nel Parlamento europeo anche insieme ad altri. Così parla Sara Wagenknecht, intervistata da Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano. Il terzo articolo di giornata invece viene dal Corriere della Sera ed è un'intervista di Margherita De Bacca al ministro della Salute Orazio Schillaci dal vertice a Palazzo Chigi sulla adozione urgente di misure per il contrasto alle azioni violente contro strutture e personale sanitario. Orazio Schillaci è uscito con la certezza: si agirà in tempi brevi, il governo vuole intervenire subito. Stiamo valutando la strada più veloce, dice il ministro della Salute, per introdurre l'arresto in flagranza differita, come negli stadi, anche per gli autori di violenze sugli operatori della sanità, dice il ministro Schillaci, dopo aver concordato le misure col sottosegretario Mantovano e altri, il ministro di Giustizia e il ministro dell'Interno. Ieri a Cagliari un medico schiaffeggiato da un paziente stanco per l'attesa ha riportato lesioni. L'altra sera a Bolzano un 57enne ha accoltellato un medico. Il tema sta a cuore a tutti, dice il ministro Schillaci, non avremo difficoltà in Parlamento, la situazione è insostenibile, vogliamo fermare l'escalation di aggressioni. Dunque, flagranza differita, arresto dell'autore del reato a 48 ore dall'episodio se in possesso di video o foto. Gli ospedali come gli stadi? Purtroppo, risponde Schillaci, siamo arrivati a questo. Filtri agli ingressi e telecamere sono altri strumenti. È un cambiamento culturale che non riguarda solo la sanità. Basta vedere le scuole, dove vengono malmenati i docenti. Che bella Italia. A andarci di mezzo qui sono professionisti che cercano di tutelare la salute. Il rapporto medico-paziente. I pazienti pensano erroneamente, fuorviati da quel che leggono su internet, che esistano cure per tutte le patologie e che in ospedale non si possa morire. Purtroppo non è così. I cittadini hanno aspettative superiori alla realtà, ma anche i medici devono contribuire a recuperare il dialogo. Medici e infermieri sono pochi, non c'è tempo per il dialogo, vero. Nella prossima finanziaria, legge di bilancio, annuncia Schillaci, ci sarà un piano triennale per l'assunzione di operatori sanitari. Non mi illudo che basti la minaccia dell'arresto in flagranza differita per eliminare il fenomeno. Stiamo lavorando sulla formazione del personale e campagne di sensibilizzazione per i cittadini. Più posti di polizia nei pronti soccorso? In un anno i presidi, sono saliti da 126 a 198. Il ministro dell'Interno Piantedosi si è impegnato ad aumentarli. Gli agenti sono saliti da 2,99 a 432. Un forte deterrente, ma se succede come a Pescara e Foggia, dove in 40 hanno assaltato il pronto soccorso, anche queste misure sono insufficienti. I medici hanno paura, chiedono la ridefinizione normativa della colpa medica. A che punto è il lavoro col ministro Nordio? Nordio mi ha assicurato che si sta concludendo, sarà pronto entro il 31 dicembre 24, quando scade la proroga dello scudo penale. Il comportamento dei medici oggi è condizionato dal rischio di essere denunciati. Ho lavorato per 40 anni in ospedale, so di cosa parlo, non vado in giro a tagliare nastri e a fare propaganda. Perché la violenza dilaga nelle strutture pubbliche e non in quelle private? Lei dice, osserva il ministro Schillaci, non sarei così sicuro. Quando il paziente paga è ancor meno disposto ad accettare fatti di presunta malasanità. Dunque, da una parte, dice Schillaci, i pazienti pensano che esistano cure per tutte le patologie, che in ospedale non si possa morire e quando ciò, accade si incazzano. Dall'altra parte, ospedali come stadi. Filtri e telecamere per arrestare i violenti in 48 ore. Così sul Corriere della Sera. Piccolo stacco, così andiamo poi a vedere anche le altre notizie di oggi, gli altri articoli di oggi, tra pochissimo. Torniamo alla rassegna stampa e andiamo a vedere adesso, dopo le prime pagine, anche alcuni degli articoli principali di oggi. Cominciamo come al solito di nuovo da Avvenire.
Avvenire mette in primo piano, tra le altre cose, la questione delle migrazioni, dei migranti, delle ONG, delle navi e compagnia bella. Ispezione sulla nave Marionio a Trapani, nuova missione per la Geo Barents. La Guardia Costiera è salita a bordo della nave Marionio di Mediterranea per verificare le condizioni di sicurezza, ma Sua Eccellenza il dottor Casarini attacca. Sarebbe grave se fosse una ritorsione per il fatto che noi ci siamo costituiti parte civile contro Salvini, dice il re del Chiagni e Fotti. Il ministro delle infrastrutture, Salvini, replica: sono pronto a denunciare le ONG per quello che dicono e per quello che fanno. L'Organizzazione Internazionale Migrazione intanto fa sapere nel 2024 nel Mediterraneo centrale 466 vittime, 655 dispersi, cioè più di 1 migliaio di persone scomparse. Si alza il livello dello scontro tra Salvini e il fronte delle ONG impegnate in mare nel soccorso migranti, scrive il quotidiano cattolico. Ieri i controlli della Guardia Costiera a bordo della nave Mar Ionio, ancorata a Trapani in attesa di partire per una nuova operazione di salvataggio migranti, hanno scatenato le accuse del signor Luca Casarini, che ha intravisto un legame tra il Blitz e il caso Open Arms, per il quale il leader leghista rischia 6 anni di carcere. Il signor Casarini, capo missione di Mediterranea, ha parlato di maxi ispezione sulla nave del soccorso civile Mare Ionio. Il comando generale della Guardia Costiera ha concentrato ben 4 attività ispettive sulla nave in un solo giorno, che dovranno stabilire l'idoneità di questa nave che batte bandiera italiana. Hanno commissariato la capitaneria di Trapani e inviato da Roma la squadra speciale ONG, quella che serve a bloccarle. Alle 3 ispezioni previste, che riguardano aspetti tecnici e sanitari sui quali non abbiamo mai avuto problemi, si è aggiunta un'ispezione occasionale voluta dal Comando Generale di Roma. Secondo Mediterranea, alla guida della delegazione della Guardia Costiera c'era il capitano di corvetta Andrea Zaffagnini, capo sicurezza navigazione della Capitaneria di Ravenna. Dal 2020 nella squadra speciale ONG del Comando Generale di Roma, autore di buona parte dei rapporti che avevano portato alla detenzione di tutte le navi della flotta civile battenti bandiera straniera, con i Port State Control nel 2021 dichiarati illegittimi dalla Corte Europea di Giustizia. Il Casarini ha quindi evocato una regia dietro l'intervento di ieri, con uno scopo. È evidente che di occasionale non c'è nulla, ha detto il signor Casarini, perché quel comando agisce sotto gli ordini del ministro Salvini. È il tentativo di rispondere ai suoi guai giudiziari, tentando di bloccare una nave del soccorso civile. Dice il capomissione Casarini di non aver mai avuto paura delle ispezioni, eccetera. Insomma, chiagni e strafotti, diciamo così, per essere troppo sintetici. Mentre lasciamo il tema delle ispezioni sulla nave del Casarini per andare alla polizia, e qui siamo nella pagina degli esteri di Avvenire, che blinda le scuole a Springfield. Gli haitiani sono nel mirino per le frasi di Trump. L'accusa di rubare cani e gatti alla faccia delle cliniche veterinarie di cui sopra per mangiarli. Un'accusa infondata, così come il legame tra il voodoo e i sacrifici di animali domestici. I pregiudizi verso gli immigrati dal paese, da Haiti, non sono nuovi, scrive Lucia Capuzzi su Avvenire. A Springfield, cittadina dell'Ohio dove un terzo della popolazione è arrivata da Haiti, sono state registrate 33 minacce contro istituti, ospedali e università. I maniagatti sono avvertiti. 2 college hanno deciso di spostare le lezioni online, scrive Avvenire. Intanto in Myanmar, cioè nell'ex Birmania, quasi 300 vittime del tifone Yagi. Il sud-est asiatico è piegato già dalle lotte interne, per particolarmente la Birmania, almeno 300.000 gli sfollati. Per quanto concerne invece l'Italia, pagina economica di Avvenire, l'abbiamo citato già prima l'argomento, ritardi e incertezze sulla Gigafactory, cioè sulla maxi fabbrica di batterie per l'auto elettrica a Termoli. L'impianto perde i fondi del PNRR. Il ministro Urso ha annunciato il ricollocamento di fondi per altri progetti. Ma, dice Urso, valuteremo ulteriori soluzioni quando ci sarà il piano industriale. Sull'elettrico pesa la concorrenza dei produttori cinesi. Stellantis, cioè quel che rimane di Fiat, ha assicurato che fino al 28-29 continuerà a produrre in Molise motori endotermici, cioè normali, sindacati pronti alla mobilitazione. Nessun nuovo prodotto è stato previsto per compensare il calo
dei volumi, auto in crisi. Nel frattempo, quella questione di Trump e la criptofinanze, anche su Avvenire se ne occupa Ilaria Solaini, per esempio. I Trump si lanciano nella criptofinanza, ma il loro progetto è pieno di incognite. Rendere gli Stati Uniti la capitale delle criptovalute del mondo. Questo è il progetto di Donald Trump. Lo vediamo tra poco, però, tra qualche minuto. L'italiano Raffaele Fitto ce l'ha fatta ad essere nominato come uno dei 5 vicepresidenti esecutivi della Commissione europea. Sarà incaricato di temi apparentemente importanti ma anche abbastanza evanescenti, come le riforme e la coesione. Mentre vicepresidenti di paesi di molta minore importanza come Estonia, Danimarca e Finlandia hanno ottenuto anche degli incarichi più importanti. Poteva andare peggio, intendiamoci bene, nel senso che l'Italia avrebbe potuto non avere nessun vicepresidente esecutivo. Del resto, che cosa può pensare di avere dalla Commissione europea un paese come l'Italia che ha, con la sola eccezione di Forza Italia, votato contro la Presidente von der Leyen? Quest'ultima fortunatamente ha fatto finta di non ricordarsi dello sgarbo, anche perché l'Italia è il terzo paese europeo più importante e presentava comunque Fitto che è un candidato con i fiocchi. Nella precedente commissione Salvini, che pure rappresentava il partito con più seggi in Europa, nel Parlamento europeo, ma era un anti-UE, non prese nemmeno una vicepresidenza sulle 14 che erano disponibili. Chi semina vento raccoglie tempesta. Vortice ciclonico Boris in azione sul Mar Tirreno. Tante regioni a rischio maltempo nella giornata odierna. In mattinata piogge abbondanti soprattutto tra Emilia-Romagna, Marche ed Abruzzo. Soleggiato invece al nord-ovest e sulle estreme regioni meridionali. Nel pomeriggio il maltempo insisterà ancora sui medesimi settori del nostro paese, ma aumenterà la nuvolosità anche sul Triveneto, seppur qui senza piogge particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Torniamo allora a Trump e alla sua promessa: rendere gli Stati Uniti la capitale delle criptovalute di tutto il mondo, con una regolamentazione leggera e una riserva nazionale di Bitcoin. Così Trump vuole promuovere la sua ultima iniziativa, anche imprenditoriale peraltro, le criptovalute o valute virtuali. La criptovaluta, ha scritto Trump sulla piattaforma X di Elon Musk, l'ex Twitter, è una di quelle cose che dobbiamo fare, che ci piaccia o no, dobbiamo farlo. Accanto a Trump i due figli più grandi, Donald Trump Jr. e Eric Trump, e due imprenditori poco noti, senza esperienza nella gestione di un'attività di alto profilo. Di questo nuovo progetto criptovalute al momento ci sono pochissimi dettagli e nemmeno una data ufficiale di lancio. Denominato World Liberty Financial, sarà seguito dai suoi figli Donald Jr. e Eric e intende offrire servizi basati sulla finanza decentralizzata, DeFi, un meccanismo che non utilizza più un intermediario come una banca per effettuare transazioni con terzi. La finanza decentralizzata si basa sulla tecnologia blockchain, che mantiene un registro di transazioni teoricamente inviolabile, criptato. Nello specifico sembra che il progetto trampiano World Liberty Financial permetterà di prestare e prendere in prestito criptovalute da utente a utente, senza alcuna intermediazione, cioè senza necessità di istituti bancari o simili. Nel live streaming, Trump e i figli hanno affermato che le criptovalute trasformeranno il sistema finanziario, senza specificare però, scrive Avvenire, a cosa mira la loro iniziativa imprenditoriale. Sui suoi account X e Telegram, World Liberty Financial ha scritto che il progetto vuole guidare l'adozione di massa di stablecoin, un tipo di criptovaluta progettata per mantenere un valore costante di $1.
Il valore è stabile, esente da fluttuazioni a volte brutali sperimentate dalla maggior parte di altre valute digitali. Il progetto prevede anche la vendita di token, cioè di strumenti che daranno diritto a partecipare alla governance della piattaforma e non potranno essere rivenduti. La struttura azionaria per questi token sarà il 20% dei token assegnato al team fondatore, che include i Trump, 17% accantonato per le ricompense degli utenti, 63% reso disponibile per l'acquisto da parte del pubblico. Così Trump. Per anni, scrive Avvenire, Trump è stato scettico sulle criptomonete e parlò dei bitcoin come truffa. Durante questa campagna elettorale ha cambiato idea, si è trasformato in grande sostenitore delle valute virtuali. Durante una conferenza di settore a fine luglio aveva promesso che, se rieletto, sarebbe stato il presidente pro innovazione, pro bitcoin, di cui l'America ha bisogno, scrive Avvenire. Da Avvenire facciamo un piccolo salto al quotidiano locale bresciano, Brescia Oggi, perché qui c'è una notizia in prima pagina sulla sanità, il risico degli ospedali, progetti da 1 miliardo di euro per ristrutturare o ricostruire alcuni dei maggiori ospedali pubblici bresciani in città e provincia. 500 milioni per gli ospedali civili di Brescia, 142 per il Monte Croce di Desenzano, 10 per il Villa dei Colli di Lonato, 52 per l'ospedale La Memoria di Gavardo, oltre all'ipotesi di un nuovo Mellino Mellini di Chiari da realizzare lungo l'autostrada A35 Brebe-Mi. Il risico degli ospedali, dunque la regione si dà da fare, regione Lombardia in particolare. Regione Veneto invece ha nominato un nuovo assessore nella giunta Zaia, il presidente ha firmato l'atto di nomina di Valeria Mantovan. Nuovo assessore a istruzione, formazione professionale, università, programmi comunitari. È giovane donna, farà bene, dice Zaia. Si chiude la trattativa per la successione di Donazzan. L'ho voluta io, dice il presidente Zaia. Nata a Rovigo nel 1990, laureata in giurisprudenza, Mantovana è stata sindaco di Portoviro nel 2022. Dal Corriere della Sera Veneto torniamo al dorso nazionale, perché qui c'è da segnalare il discorso di Draghi all'Europarlamento a Strasburgo: opporsi al debito comune è anti-europeo, rischiamo di essere meno liberi di scegliere il nostro destino, dice Mario Draghi. Questa è la sintesi del Corriere della Sera. Per quanto concerne invece la pagina degli esteri del Corriere della Sera, abbiamo parlato prima di Germania con l'intervista sul Fatto Quotidiano a Sara Wagenknecht. Mara Gergolet da Berlino invece fa il punto sulla competizione per la cancelleria. Friedrich Merz, rispunta lui, presidente del Partito Cristiano Democratico, della CDU, che fu di Angela Merkel, da gennaio del 22 è presidente della CDU, è stato designato come candidato cancelliere alle elezioni dell'anno prossimo. Anti-Merkel, delfino di Schäuble. La CDU sceglie Friedrich Merz per sfidare il cancelliere socialdemocratico uscente Scholz. Liberista, rigorista, il leader dei conservatori è il favorito per la corsa alla cancelleria nel 2025. Friedrich Merz ha studiato legge all'Università di Bonn, avvocato, nell'89 entra a far parte del Bundestag come membro della CDU, è noto per le sue posizioni conservatrici, liberista, sostenitore di politiche fiscali rigorose. Dopo una pausa politica tra 2009 e 2018 è tornato ad ottenere la leadership della CDU nel 2022 dopo il ritiro di Angela Merkel, così il Corriere della Sera. Per quanto concerne invece la pagina di politica interna del Corriere della Sera, Grillo sfida Conte, ho ricevuto minacce da lui, adesso valutino i saggi, e Giuseppe Conte risponde: io non gli rispondo più, appunto. Risponde di non rispondere. Il fondatore in una nuova lettera accusa contro i valori democratici. Conte sta usando i metodi delle autocrazie. Un altro giorno di scontro nei 5 Stelle. Grillo ironizza sulla battaglia per il logo e posta sui social consigli per il nuovo simbolo con la foto del movimento 5 PEC. L'allusione è alla querelle di raccomandate tra i vertici dei 5 Stelle. Ieri un nuovo capitolo con la risposta di Grillo alla lettera in cui Conte ipotizzava lo stop ai contratti di Grillo, 300.000 euro all'anno.
Accusarmi di una visione padronale del movimento è lo specchio delle intenzioni altrui. Ribadire l'importanza di certe regole significa difenderne i valori democratici, scrive Grillo in una lettera pubblicata su Il Foglio. Secondo Grillo, Conte vorrebbe impedire di tornare ai valori democratici del movimento attraverso il metodo di legittimazione popolare tipico delle autocrazie. Grillo parla di minaccia di sospendere gli impegni assunti dal movimento nei miei confronti, questa sì strumentale e indebita. Gli impegni di manleva sarebbero comunque dovuti, a prescindere dal contratto, mentre i miei compensi, che in realtà coprono anche i costi d'ufficio della funzione che svolgo, sono non solo congrui per la mia funzione, ma lo sono a maggior ragione nel momento in cui è in corso un tentativo di stravolgere l'identità e i valori del movimento, dice Beppe Grillo, anzi scrive, rispondendo a Conte. C'è il racconto di Marco Imarisio sul Corriere della Sera, la discesa dell'elevato, Grillo, dai successi elettorali alla guerra di carte bollate con l'avvocato del popolo, Giuseppe Conte. Il mito dei 5 Stelle delle origini è finito con Casaleggio. Per quanto concerne invece sempre la pagina di politica interna e la questione Salvini, Open Arms, dai patrioti la solidarietà a Salvini. Io sto con Matteo, sto con il capitano. Harald Wilimski lo dice in italiano, come Elon Musk, patron di Tesla, che ieri ha commentato su X il video di Salvini. Bravo, ha scritto Musk. La Lega è riuscita a mobilitare gli alleati dell'Eurogruppo, patrioti europei, sul processo Open Arms a Palermo. Ieri mattina hanno partecipato tutti alla conferenza stampa per dire ciò che il capo delegazione del Partito della Libertà, l'FPÖ austriaco, Harald Wilimski, appunto, ha dichiarato a favor di telecamere. Il gruppone di destra, che è terzo per numero di parlamentari in Europa, solidarizza con Salvini perché, come dice il fiammingo Tom van der Drische, i confini italiani sono i nostri confini. Alla Lega è andata meno bene per l'assegnazione della vicepresidenza del gruppo a Roberto Vannacci. Secondo il capo delegazione dei Lepeniani, Garreau è stato sospeso nelle funzioni di vicepresidente. La carica, che fino a pochi giorni fa compariva sul sito del gruppo, è scomparsa. Il generale commenta: leggo ciò che scrivono i giornali, ne discuteremo nelle prossime riunioni. Gli atti dicono che io sono vicepresidente votato, si vedrà. Dal Corriere della Sera poi ancora la vicenda del processo Eni Nigeria e degli 8 mesi chiesti per i pubblici ministeri milanesi che fecero quel processo, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Nessuna autocritica, sono pericolosi perché possono reiterare ciò che hanno fatto, cioè non considerare prove a favore degli accusati. La procura chiede dunque di condannare De Pasquale e Spadaro. Sono stati presi dal desiderio di voler vincere a tutti i costi il processo Eni Nigeria. L'allora procuratore aggiunto De Pasquale e il pubblico ministero Spadaro si sono posti in insanabile contrasto con il ruolo del pubblico ministero, che è organo di giustizia indifferente agli esiti del processo, e perciò la procura di Brescia chiede la condanna a 8 mesi non sospesa per il pericolo di reiterazione nel loro lavoro, per rifiuto d'atto d'ufficio. Perché? Perché i 2 PM, De Pasquale e Spadaro, non hanno voluto nel febbraio-marzo del 21 mettere a conoscenza degli imputati gli elementi segnalati da un altro pubblico ministero, Paolo Storari, in una mail al procuratore capo Francesco Greco e alla vice Laura Pedio, elementi che erano invece utili e pertinenti a valutare l'inattendibilità dell'accusatore dell'Eni e coimputato Vincenzo Armanna. Dunque i 2 pubblici ministeri volutamente hanno evitato di far conoscere agli imputati elementi a loro favorevoli, con ciò commettendo una scorrettezza, anzi un reato. Per i pubblici ministeri di Brescia il punto non è se avesse ragione Storari, che poi ha avuto ragione, a cogliere le chat contraffatte dell'accusatore dell'Eni Armanna e i suoi taciuti rapporti economici con 2 testi nigeriani. L'obbligo di depositare quei documenti c'era comunque, a prescindere. Dunque i 2 pubblici ministeri si sono invece ritenuti depositari di conoscenza enciclopedica, criticano i magistrati di Brescia, gli unici a dare l'ultima parola. Tutto può essere, servizi segreti, alieni, l'imponderabile, ma lo devi argomentare di fronte al tribunale e alle parti. Non puoi selezionare tu.
Una dura critica dunque nei confronti dei due pubblici ministeri dell'inchiesta Eni Nigeria, che si è risolta in un flop per l'accusa. Sul Corriere della Sera però vi segnalo anche, qui cambiamo completamente argomento, una bella intervista di Sandra Cesarale da Chiavari al grande jazzista italiano e eccelso trombettista Enrico Rava, 85 anni, è fra i jazzisti italiani più famosi al mondo. Scoprì il jazz grazie ai soldati statunitensi, insieme al gel e al cioccolato. Per suonare davanti a Miles Davis mi feci portare un tranquillante, ricorda Enrico Rava. A 85 anni faccio ancora 4 concerti al mese. Tra i miei fan avevo Mike Bongiorno e Mastroianni, ricorda Enrico Rava. Le maledette oche ancora oggi mi fanno paura. Durante la guerra con la mia famiglia siamo stati sfollati in campagna a Villafranca Piemonte. Vivevamo in un appartamento con un grande cortile dove c'erano le oche. Non rompevano le scatole a nessuno, ma appena passavo io partivano all'attacco, costringendomi a fughe spaventose. Cos'altro ricordo? Il giorno della liberazione a Torino. Tutti sui balconi, io, i nonni, mamma e papà, i cecchini che sparavano dagli abbaini mentre passavano i camion con i partigiani e gli americani. Anche da loro nasce il mio folle amore per il jazz, dice l'85enne Enrico Rava. Ora do 70-80 concerti all'anno, ho ridotto a 3, forse 4 al mese, quasi tutti in Italia, eccezionalmente in Europa. Basta viaggi intercontinentali. Ho paura di non sentirmi bene quando sono lontanissimo da casa. Moravia diceva che l'età non ha importanza, a pesare sono gli acciacchi, che io ho in gran numero. Continuo perché con il mio nuovo gruppo c'è una sintonia pazzesca. Inizia poi dalla infanzia durante la guerra, la storia e il racconto di Enrico Rava, un grandissimo, straordinario musicista. Sul Corriere della Sera in dorso lombardo invece c'è un'altra intervista a Rossana Vivona, dottoressa, specialista in neuroradiologia, medico di base in Brianza, dove ha subito aggressioni da pazienti, ora è tornata a esercitare in un ambulatorio di Arcore, sempre in provincia di Monza e Brianza. Aggredita in ambulatorio, adesso ho vinto la paura e torno a fare il medico di base. Siamo visti come fannulloni strapagati. Volevano esenzioni, ricette in bianco. Dopo le violenze, i carabinieri hanno presidiato il mio studio, racconta la dottoressa. Dalla Gazzetta di Modena, invece, una notizia che riguarda lo stato della giustizia con la G maiuscola in Italia, la giustizia che chiede aiuto a volontari e pensionati. Siamo appunto a Modena. Gli uffici della procura sono in difficoltà, manca il personale ausiliario e di cancelleria. Ed ecco che in ausilio alla giustizia arrivano i volontari dell'Auser e i pensionati ex finanzieri, il tutto per permettere alla giustizia di funzionare. Dal giornale di Brescia invece, Baby Gang, una banda di giovani criminali sgominata in Valtrompia, rapinavano coetanei, avevano tutti tra i 18 e i 22 anni. Modi feroci, stando alla ricostruzione degli inquirenti, le indagini hanno incontrato difficoltà. Le vittime, terrorizzate dalle ritorsioni, hanno scelto di tacere anche davanti alle domande degli investigatori. Una reticenza dettata dallo spessore del gruppo criminale, dallo spessore criminale del gruppo di 7 giovanissimi guidati da un ragazzino di 19 anni che viene indicato nell'ordinanza come dotato di elevata pericolosità sociale, scrive il giornale di Brescia. Sul Fatto Quotidiano si torna alla politica interna con un articolo di Ilaria Proietti sui 5 Stelle. Conte sconfessa l'Aventino e va in commissione Covid. A San Macuto, la bicamerale di indagine sulla vicenda Covid. Stamattina sarà presente Giuseppe Conte al varo dell'organismo voluto dalla destra sulla pandemia. PD e Rossoverdi diserteranno invece la seduta. Altro che Aventino. Stamattina i 5 Stelle saranno a Palazzo San Macuto, dove verrà costituita la commissione Covid, con una sorpresa. A sedere tra i banchi dell'organismo ci sarà il leader, Giuseppe Conte. Nelle scorse ore ha chiesto al presidente della Camera Fontana di subentrare come membro della delegazione 5 Stelle. Conte e l'altro deputato Alfonso Colucci prenderanno il posto di Vittoria Baldino e Francesco Silvestri, inizialmente indicati come rappresentanti dei 5 Stelle. Una mossa a sorpresa, una presa di distanza rispetto al PD, partito dell'ex ministro Speranza, che invece non parteciperà alla seduta, racconta il Fatto Quotidiano.
Dal Fatto Quotidiano risegnaliamo, per chi l'avesse persa, l'intervista a Sarah Wagenknecht, la nuova leader di sinistra del partito tedesco che alle elezioni regionali di Sassonia e Turingia ha ottenuto una bella manciata di voti, anzi un bel successo elettorale, oltre la doppia cifra. Nel frattempo, sulla questione degli spioni, e siamo tornati alla politica interna, ma quale mandante? Le indagini di Striano, scrivono Marco Lillo e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, erano a favore di Matteo Renzi. Le carte dell'inchiesta sono commentate così. Agli atti, un'informativa della Guardia di Finanza, gennaio 23, svela che le ricerche erano fatte su richiesta del pubblico ministero e non di un Mister X. Gli accessi alle banche dati della Direzione Nazionale Antimafia, ora sotto indagine da parte della Procura di Perugia, effettuati da parte di Pasquale Striano nel febbraio 22 e confluiti in una relazione al procuratore aggiunto della Direzione Antimafia Antonio Laudati su Matteo Renzi, potrebbero essere stati fatti non contro Renzi, ma a suo favore, non per acquisire segreti da svelare ai giornalisti del Domani, ma per capire chi già li aveva svelati ad altri quotidiani che li avevano pubblicati. In questo caso nessun mandante, nessun dossieraggio dietro Striano. Questi i risultati dell'indagine della Guardia di Finanza, secondo il Fatto Quotidiano. Quarta Repubblica ha mostrato in TV il messaggio del finanziere isolato e decontestualizzato e così sembra che ci sia un regista. Invece, quale mandante? Le indagini erano a favore di Renzi, secondo il Fatto Quotidiano. Vedremo poi cosa c'è, se casomai, se mai anzi si arriverà a qualcosa in questa storiaccia. Stai pronto? Vogliamo arrestarti? Sono partiti i primi avvisi Nordio. Butta in burla la riforma Nordio, il Fatto Quotidiano a pagina 12. Napoli e Perugia notificate 4 richieste di custodia cautelare. Sono almeno 3 le inchieste della Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri, per le quali il GIP ha avvertito gli indagati che per loro c'è una richiesta di arresto e sarà valutata dopo il loro interrogatorio. Non sono reati di corruzione, i dettagli emergeranno nei prossimi giorni. Primi effetti di un punto discusso della riforma Nordio, entrata in vigore il 24 agosto, cioè gli indagati riceveranno copia della richiesta di arresto e gli atti a sostegno delle accuse. Potranno leggerli prima di rispondere alle domande, preparare argomenti difensivi, depositare memorie, in particolare sul punto del pericolo di reiterazione del reato. È quello il caso in cui il GIP deve emettere l'avviso di arresto, che resta, a sorpresa, nei casi in cui il PM lo chiede quando ritiene ci sia pericolo di fuga, inquinamento delle prove da parte dell'indagato, e resta a sorpresa anche quando c'è il rischio di reiterazione dei reati più gravi o di quelli relativi all'uso delle armi. Insomma, l'obbligo di avvisare l'indagato sembra scritto per una categoria di persone: i politici, gli amministratori, i funzionari pubblici accusati di reati di pubblica amministrazione, ma per i colletti bianchi, denuncia il Fatto Quotidiano, perché gli altri, mafiosi, terroristi, violenti sessuali, stalker, per gli altri rimane l'arresto a sorpresa. È una roba tarata sui colletti bianchi, secondo il Fatto Quotidiano. Nel frattempo Grillo rivendica i soldi, ma adesso Conte lo snobba, questo sempre sul Fatto di oggi. Il garante dice: Giuseppe mi ha offeso, i 300.000 euro che mi danno i 5 Stelle sono congrui. I 5 Stelle replicano: basta, ora se vuole ne parli con gli avvocati. Così sono combinati nei 5 Stelle, mentre c'è un'intervista divertente, chiamiamola così, di Giacomo Salvini sul Fatto di oggi, pagina 20, a Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, presidente della Lazio. Voglio comprare il Foglio, renderò edotto il popolo, dice il senatore Lotito, senatore azzurro. La mia sarebbe un'operazione culturale. Conflitto di interessi io? E Angelucci allora? Dice il senatore Lotito nell'intervista al Foglio, al Fatto di oggi, chiedo scusa. Sul Giornale invece c'è un approfondimento sul ruolo di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. La prima volta che un ruolo del genere viene affidato a un esponente dell'opposizione in Unione Europea. Avrà poteri sul PNRR e un super budget. A lui le deleghe di coesione e riforme, 378 miliardi di euro e il ruolo da numero 2. È la prima volta appunto per un partito all'opposizione, scrive il Fatto Quotidiano.
chiedo scusa, il giornale, siamo a pagina 3. A pagina 6 invece il giornale si occupa del processo a Palermo contro Matteo Salvini. Salvini smorza i toni contro i magistrati e punta all'ONG Open Arms. Ora li denuncio. Dai PM in privato mi arrivano tanti attestati di stima, scrive, anzi fa sapere Salvini. Non mollare di un centimetro, evitare attacchi scomposti alla magistratura, rivendicare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare e richiamare tutti ad alcune domande. Cosa pensavano allora Giuseppe Conte e Danilo Toninelli delle politiche sull'immigrazione? È ancora garantita la facoltà e il diritto di un governo di mettere in campo la propria azione e rispettare il mandato avuto dagli elettori? Il leader della Lega, insieme al suo Stato Maggiore, è deciso a far emergere le incongruenze della vicenda Open Arms. Sono stati richiesti 6 anni per il sottoscritto, per aver difeso l'Italia, condannati a soli 3 anni e 10 mesi. Abdel Fattah, 4 anni e 10 mesi Mahmoud Ibrahim, per aver abusato in pubblico di diverse ragazze la notte di Capodanno a Milano. Lascio a voi i commenti, non mollo, consapevole di aver agito per il bene del mio paese, scrive su Facebook Salvini. Sono pronto a denunciare l'ONG Open Arms e altre ONG per quel che hanno detto, fatto e stanno facendo. Mi colpiscono in positivo tanti attestati di stima e fiducia che mi arrivano privatamente da magistrati e pubblici ministeri. Da una parte dunque, scrive il giornale, il desiderio di far sentire la voce del popolo della Lega, dall'altra parte nessun interesse a scagliarsi contro la magistratura in modo indistinto. Non c'è volontà di acutizzare lo scontro con la magistratura, diceva Giulia Bongiorno. C'è piena e assoluta fiducia. Chi ha attenzione alle carte concorda sul corretto operato di Salvini, ha detto ancora la senatrice avvocato Bongiorno. La linea della Lega è espressa in maniera chiara da Luca Zaia. Salvini è un ministro che per noi ha fatto il ministro, ha detto il presidente del Veneto. Non siamo di fronte a un pazzo che ha detto non scendete, dovete morire di stenti sulla nave, ma di un'organizzazione proseguita anche dopo quel caso, con più giorni di permanenza in nave. Ricordo che questa nave ha avuto un'offerta di far scendere 39 persone a Malta, poi in Spagna, non c'è andata, ha fatto una sosta di 6 giorni in attesa. Anche dopo il cosiddetto governo Conte 1 ci sono state permanenze fino a 13-14 giorni, più del doppio di quelle imputate a Salvini. Sullo sfondo, conclude il giornale, le iniziative nelle assemblee regionali e comunali, flash mob ieri al Pirellone, oggi Fabrizio Santori, Maurizio Politi presenteranno a Roma una mozione per salvaguardare l'autonomia del governo, scrive il giornale. Nel frattempo De Luca, sempre per la serie di cui sopra Chiagni e Fotti, va all'incasso dopo gli insulti alla sua campagna 3 miliardi 500 milioni di euro, fiumi di denaro in regione, anche se il governatore definì la Premier una stronza. La Premier Meloni, stronza e fannullona, dà 3 miliardi e mezzo di euro al governatore della Campania, De Luca, per investimenti e opere pubbliche. Ieri la firma tra il governo e la regione per 3 miliardi 478 milioni di euro alla Campania dai fondi di sviluppo e coesione. Sommati ai 3 miliardi già attribuiti, riempiono di soldi lo sceriffo salernitano. L'investimento complessivo per la Campania 6 miliardi e mezzo di euro per la bonifica di Bagnoli, l'emergenza bradisismo nei campi Flegrei, il completamento di progetti della precedente programmazione per i comuni e poi ambiente, trasporti, cultura e compagnia bella. Con la firma di ieri tra Meloni, De Luca e Fitto salgono a 19 gli accordi sottoscritti tra governo e regioni per uno stanziamento complessivo di 22 miliardi e 600 milioni. Sul giornale però c'è da segnalare anche la pagina dedicata alla questione degli spioni. Ho un appunto su Renzi, ma se mi beccano così il finanziere Striano faccio finire tutto sui giornali. Nel frattempo anche il Vaticano ha aperto un fascicolo di indagine. Poi vedremo se da tutta sta matassa ingarbugliata verrà fuori qualcosa. Luca Fazzo sul giornale si sofferma su ciò di cui abbiamo già parlato prima sulla scorta dell'articolo di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera. Chiesti 8 mesi per il pubblico ministero De Pasquale, uno degli artefici del processo Eni Nigeria finito malamente per l'accusa. Ha omesso prove a favore degli imputati nel processo Eni Nigeria. Dicono i magistrati di Brescia, questo è pericoloso, questo De Pasquale, perché può reiterare il reato. È una roba piuttosto grave, ma insomma la vicenda era risaputa. Vi segnalo invece, prima di andare
all'Italia da fare, la rubrica con il nostro Alessandro Morelli, un bell'articolo molto interessante su una scoperta scientifica, quella delle supermolecole che possono avere applicazioni straordinarie in tantissimi settori, compreso quello farmaceutico e sanitario, per distruggere cellule malate o anche ambientale per catturare anidride carbonica. Insomma, stiamo parlando di supermolecole che vengono selezionate dagli scienziati, molecole dotate di cavità che ospitano altre specie chimiche e via dicendo, insomma, supermolecole che servono a una quantità di possibili applicazioni straordinarie. Ne parla il giornale a pagina 17, dalla medicina all'ambiente soprattutto. Gli architetti della materia e la chimica fantascientifica delle supermolecole. L'ultima occasione in cui uno scienziato italiano è stato a un passo dal vincere il premio Nobel per la chimica 2016, quando il premio fu assegnato a scienziati Sauvage, Stoddart e Ferringa per le loro macchine molecolari. L'italiano era Vincenzo Balzani, professore emerito in chimica all'Università di Bologna, coautore di numerosi articoli fondamentali dei vincitori del premio Nobel del 16, in cui aveva curato la parte di caratterizzazione delle complesse molecole sintetizzate dai due colleghi. Supermolecole che potrebbero avere impieghi straordinari. Con questo ci fermiamo un attimo soltanto e poi appunto l'Italia da fare.